Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo. Questo è il Palasport di Tecchiena, questa è Cisterna Eur, ritorno della finale playoff di Serie A2. Sarà il Cisterna a dare il via al match. Cisterna che attaccherà da sinistra verso destra, si parte, primo possesso per i ragazzi di Cellitti che provano immediatamente. Luciani per Reiala, il pallone va in porta e avanti il Cisterna 1-0 dopo appena 42 secondi. Calcio d'angolo, andrà Reiala, il capitano. Si muovono i compagni, Reiala corto per Luciani, il raddoppio del Cisterna 2-0 al quinto del primo tempo. All'indietro Tobia, controllo, Tobia calcia, De Rienzo in due tempi la blocca, l'errore, allora Reiala, Ficara, Tobia si esalta, Luciani, Ficara all'indietro, Reiala prepara il destro, lo prova, Tobia vola e mette in corner, punizione ribattuta, Luciani per Sciaudone, tocco sulla sinistra, Reiala in mezzo, Ficara di testa, cala il tris, 3-0 Cisterna. Conta il direttore di gara, Luciani per Reiala, arginato da Lautaro, poi Moragas costringe Tobia a un intervento non semplice, ancora Luciani imposta nel cerchio di centrocampo, Luciani salta Rocchi, Luciani prova il destro, Tobia con il piede a dire di no, parte Reiala con il destro, Reiala alto sopra la traversa. Batella evita il calcio d'angolo, Batella ottimo lavoro, saltato Reiala, Batella supera il centrocampo, va da solo, Batella, De Rienzo mette una pezza, poi il gol di Lutta, il tap-in di Valerio Lutta, l'Eur si porta sul -2, Lutta perde un brutto pallone, attenzione Luciani a terra, si prosegue e allora Batella, ripartenza Eur, Batella con il destro, potente ma alto sopra la traversa, Bobadilla, tanto spazio, Bobadilla va da Lautaro, Lautaro calcia e spacca la porta, grande gol del Flaco, l'Eur si porta sul -1. Di nuovo in diretta dal Palasport di Tecchiena, tutto pronto per il secondo tempo, manovra l'Eur con Batella. Ottimo lavoro di Scalambretti che poi trova Carlettino, Carlettino per Bobadilla, Bobadilla giocata e poi traversa di Bobadilla che aveva fatto un numero eccezionale. Lancio per Carlettino, Carlettino in mezzo, Lautaro si divora il 3-3. Duello con Carlettino, poi tocco per Sciaudone, Ficara spalla alla porta, scarica all'indietro, Luciani con il destro, alto sopra la traversa. 14:37 alla fine del secondo tempo. Lautaro a lottare, Lautaro questa volta non perdona, la doppietta del Flaco, il pareggio dell'Eur, 3-3. Batella prepara il destro, poi Carlettino col mancino, Lautaro da due passi spreca. Carlettino, di nuovo Batella, ha spazio il capitano, Batella prepara il destro, lo prova, Bobadilla a fare il difensore, a fare il portiere, poi Carlettino, capolavoro, mancino strepitoso, la ribalta l'Eur che mette la freccia e adesso conduce 4-3. Ficara con il mancino, si salva l'Eur in qualche modo, Scalambretti, Capponi, Carlettino, controllo e scarico, di nuovo Capponi, giocata a destro, Scalambretti, Carlettino dolcissimo con il cucchiaio, ha cercato l'Eurogol, Santiago Silvela, Sciaudone, Luciani, Lorenzo Silvela, Sciaudone, Luciani, Moragas, Luciani, Sciaudone, Lorenzo Silvela in mezzo, palo e poi Lutta, Silvela, Mongelli e poi la rovesciata di Ficara, in mezzo Moragas pressato da Rocchi,
poi Silvela calcia traversa e poi a porta vuota arriva il gol di Ficara che fa doppietta. 4-4 a 14 secondi dalla fine. Si attende solamente la sirena. Mongelli per Lutta che attende il fischio del direttore di gara. Finisce qui al Palasport di Tecchiena, fa festa l'Eur che vola in Serie A2 Elite. E adesso è il momento della Coppa, consegnata da Andrea Farabini, vicepresidente della divisione calcio a 5. La alza Alessandro Batella, capitano dell'Eur, che festeggia il trionfo e vola in Serie A2 Elite.